Buonasera da Luigi Falco con l'immagine a cura di Alberto Tosini. Siamo al Palaconea di Cagliari, sta per cominciare Cagliari-Bitonto, l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. È un giorno di festa sicuramente in chiave rossoblu. L'anno è finito nel migliore dei modi con la conquista matematica dell'accesso alla Final 8. L'anno scorso non c'era riuscita la squadra di Moreno Giorgi, quest'anno sì, e allora è un traguardo da festeggiare col pubblico e chiaramente quello che si augurano tifosi e squadra, con una prestazione degna contro un grande avversario, contro un Bitonto che ha chiuso l'anno benissimo. Chiaramente anche Bitonto disputerà la Final 8, proverà a difendere la Coppa che ha vinto l'anno scorso. Ha vinto nel finale d'anno anche la Supercoppa, festeggia anche le sue brasiliane campionesse del mondo nel primo mondiale di futsal femminile. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per divertirci, per goderci lo spettacolo. Gli arbitri al controllo ufficiale delle reti sono Antonella Manca da Sassari e Luca Paverani da Roma 2. Come cronometrista invece Francesco Balistreri, in attesa dei quintetti titolari delle due squadre. Bitonto presente con Torma naturalmente, Ghilardi, Nicoletti, Santos, Cenedese, Lucileia, Brunigna, Badessa, Grieco, Valenzano, che dovrebbe riuscire almeno a sprazzi e fare il suo esordio, il suo ritorno ufficiale dopo essere stata presentata negli ultimi giorni, il suo ritorno a Bitonto, con la quale ha conquistato l'accesso alla Serie A, con la quale adesso può godersela dopo l'esperienza l'ultima a Molfetta. Chiudono poi il roster a disposizione di Cataldo Guarino, Alexandra Di Vincenzo e Stefania Coda. Pronta a centrocampo Bitonto, adesso arriverà anche Cagliari con Ricottini, Ru, Pellegria, Resu, Porcedu, Virdis, Furno, Cerbone, Mendes, Dessi, Cuchito e Carbonitonga. Non c'è Vecchione, per lei problema in salute nella notte, non la degradi chiaramente, ma non è stata rischiata. Adesso arriva anche il Cagliari al centrocampo per il minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans Montana. Bell'applauso del pubblico per chiudere quello che è sempre un momento ovviamente che vuole iniziare aggressivo. Alla debole sul destro di Orru, oggi una bella chance, dall'altra parte la chance per Ghilardi, non la sfrutta, poi salvataggio di Simona Resu. Prima chance Cagliari, poi doppia chance per Bitonto, l'inizio intraprendente da una parte e dall'altra, è quello che vogliamo vedere. Alla fine c'è Brunigna nel quintetto titolare, lei palla poi indietro dove Dos Santos non ha trovato nessuno, non Brunigna dentro, non Grieco, rispetto al quintetto che vi avevo citato. Tutte le altre confermate. Virdis, la pressione di Ghilardi, una già presente da nazionale, entrambe comunque molto giovani. L'altra, Virdis, si augura lei, se lo augura un po' anche tutto il pubblico sardo, che possa diventare una certezza da nazionale del futuro. Bella palla a sinistra, arriva Brunigna, all'indietro di nuovo da Dos Santos. Bella giocata di Bitonto che la fa girare bene, poi proprio alla fine non trova lo spazio, dice calma Lilla Torma
La velocità, la transizione, la qualità di Bitonto in questo avvio. Diana Santos, ancora lei a portare palla. Brunigna messa in difficoltà. Ghilardi. Aspetta un movimento, alla fine apre a sinistra, poi Lucileia che si vuole subito girare, vuole anche mettere in mezzo il rimpallo, alla fine la sfavorisce e si riparte dal fondo da Giulia Ricottini. Virdis. Cocchito. Orru, controllo difettoso, quel rimpallo può favorire, Orru si spinge, prova ad andare col destro, Murata. Orru tra le migliori under 19 nel panorama nazionale dalla passata stagione, ha cominciato a muovere i primi passi in primi squadra nella scorsa stagione, quest'anno sta trovando ancora di più di spazio e oggi è una buonissima chance per la titolare, anche se contro un avversario molto ostico. Chiusura Cagliari, ancora possesso Bitonto. Ghilardi, l'intervento di Aresu. Bisogna aspettare il pallone che adesso si avvicina ancora alla numero 3. Diana Santos. Brunigna e poi ancora Diana Santos. La pressione di Cocchito accennata. Resta posizionato il Cagliari che è cosciente che deve avere pazienza e non può pretendere di avere il predominio nel gioco. Ghilardi col mancino, prova a girarla di prima, una via di mezzo almeno per il risultato finale tra un tiro e un passaggio. Nulla da fare, intanto dentro Pellegrini la prima mossa di Moreno Giorgi, fuori Orru un po' in affanno, un po' in difficoltà in questo avvio di partita. Pellegrini che vuole iniziare l'anno bene, così come ha chiuso quello precedente, tripletta contro l'Audace Verona, è salita così a 8 gol in campionato. Oggi però la versione più complicata, si fa sentire ancora, ruggisce con Lucileia che mette in difficoltà Ricottini, brava a mettere in calcio d'angolo. Sempre Ghilardi, Brunigna vicino, Ghilardi potrebbe andare ancora più indietro, infatti l'idea è proprio quella per Diana Santos, poi Pellegrini con la pressione, non col dribbling, rimedia al suo stesso errore Diana Santos. La suola di Brunigna che scappa via, 1-2 che si chiude, Brunigna la sblocca così il Bitonto, 1-2 perfetto, braccia larghe di Brunigna per abbracciare le sue compagne, bello scambio, il dito poi verso il cielo, dedica per Brunigna. Dopo poco più di 3 minuti di gioco è cambiato il parziale. La risposta del Cagliari immediata, non perfetta, torna poi Aresu, guadagna alla fine la rimessa, il Cagliari ci prova subito. Ancora curato il Cagliari che resta lì. Virdis, Lucileia chiude. Bitonto è entrata Cenedese, è entrata subito dopo il gol del vantaggio. Aresu, Ricottini in avanti, Pellegrini arriva, non riesce però a tenerla. Diana Santos, Cenedese,
con l'esterno da Lusileia, non può tornare da lei, allora cerca la porta, attenta Ricottini. Cochito, Virdis scattata dall'altra parte, l'idea non c'era, Pellegrini è andata a memoria Virdis, Pellegrini però non aveva seguito l'azione. Fuori Cochito intanto, spazio a Rebecca Cerbone. Cenedese, può approfittare Marino Giorgi dell'assenza di Vecchione per provare qualcosa di diverso là davanti, anche per dare più spazio a chi ne ha avuto meno per ora, ma che fa parte del percorso di crescita della squadra previsto dal Cagliari, visto da questo progetto con Giorgi, credo che deve essere almeno triennale. Rimpallo senza alcun fallo di mano, allora Pellegrini col destro, fuori di poco, questa filata rasoterra della francese, io non so se Torma ci sarebbe arrivata col piede, a centimetri dal gol del pari il Cagliari. Cenedese, entrata ora Grieco, adesso sì che è veramente in campo. Cenedese ha preso il posto di Brunigna, in avanti Lusileia, Furno, anche lei appena entrato, subito con un avversario non semplice da contenere, ragiona Lusileia, ma fa girare il Bitonto. Cenedese, da una parte all'altra con calma, ragiona il Bitonto, 1-2, tentato l'arrivo, poi la chiusura su Grieco, Pellegrini tocca per ultima, no, la rimessa è rossoblu. Fuori Virdis, dentro Filippa Mendes, forse un altro cambio quasi pronto per Cataldo Guarino. Pellegrini di forza deviazione, Torma, bel riflesso questo, la palla ha cambiato direzione all'ultimo, l'ungherese è stata attenta. Furno, Pellegrini, Pellegrini ancora destro con le ginocchia, bella parata di Torma, poi Bitonto che trova un po' di spazio, Lusileia vuole Cenedese che ancora allarga, legge bene Filippa Mendes, una palla per quella che sta l'idea un po' lunga, perché secondo me l'intenzione era trovare Lusileia. Nulla da fare, invece alla fine l'ha fatto il cambio Guarino, la palla subito per l'appena entrata Nicoletti. Un gol per lei in campionato segnato nell'ultima dell'anno, la vittoria contro Molfetta 5-2. Un po' in difficoltà Cerbone, porta a casa la rimessa. 13 minuti e 40 secondi ancora di primo tempo. Ricottini direttamente in porta, una palla facile, allora Torma la cerca, la porta, c'era Ricottini, c'era anche Furno, non c'è stata comunque la precisione. Prova ad aumentare la mole di gioco in attacco il Cagliari, che ha iniziato difendendosi, adesso è obbligato a venire fuori alla ricerca del pareggio. Non deve chiaramente correre rischi, non vuole correre rischi Giorgi, anche perché appena prende spazio il Bitonto è pericolosissimo, ce l'ha fatto vedere oggi dopo neanche un minuto. Occhio Lusileia che si è ben liberata, il palo e poi l'autogol per il 2-0 Bitonto. Come un anno fa, era il 12 gennaio, era sempre la sfida d'andata, un autogol per il Cagliari contro Bitonto. 2-0 il parziale.
Contro la manca dice che bisogna ripetere. Adesso si gioca 2-0, sicuramente non positivo per il momento in cui è arrivato per il Cagliari, che stava cominciando a mettere un po' più in difficoltà le avversarie, e poi è arrivato anche il rimpallo favorevole con Bitonto dopo la sfortuna del palo di Lucileia nella foga del tentativo di salvataggio. È arrivato l'autogol, non ho visto bene se Mendes o Orru. In questo momento però col primo time out della partita alza la voce Moreno Giorgi e le sue giocatrici. Più calma invece nel cerchio intorno a Cataldo Guarino. Time out questo da Lavagnetta, correzioni tattiche. Bitonto sta facendo quello che doveva fare, ovvero sbloccare il prima possibile, far valere una qualità del suo gioco, quando può la fa girare e quando deve difendere di più poi la squadra è stata sempre rapida a ripartire. Pronti a riprendere. Si riparte dal possesso Bitonto con Nicoletti. Per un attimo l'aggressione del Cagliari più pericolosa, poi però anche un recupero immediato. E allora Ghilardi la vuole Cenedese. Nicoletti, adesso Cenedese viene servita, si gira subito. Suola un po' rischiosa, gestisce però bene Bitonto. Ancora Nicoletti, ora incontro Ghilardi. Finta, chiusura di Mendes, poi mezza a due, finisce giù e calcio di punizione. Primo fallo della partita. Il 5 tra Mendes e Grieco. Coquito. Orru. Ancora rimessa a Cagliari. Orru chiusa all'angolo, l'ultimo tocco suo. Cenedese. Lo scambio con Grieco che scappa via. L'auto gioca più corto, prima da Ghilardi, adesso c'era l'idea per Grieco che si è allargata. Lavoro facile stavolta per le rossoblu che hanno recuperato, che imbastiscono. Filippa. Coquito subito col mancino. Calcio d'angolo. Un gioco di gambe di Torma. Il Cagliari può comunque ancora attaccare. Coquito ancora, prende un altro angolo. Restano lì in due, sempre Furno. Si allontana però la Coquito. Nuovo schema. Alla fine uguale al precedente, ma ha avuto più luce Coquito e ha trovato lo specchio della porta. Attenta ancora una volta Torma. Si muove ancora Coquito, vediamo se sarà sempre lei e se è cercata. Sì, la palla in quel modo è anche arrivata. Poi Furno. Orru. Filippa Mendes. Furno. Ancora. Orru. Coquito. Furno. Vince il contrasto Grieco. Prova ad aprirsi, a ripartire Bitonto, che deve però desistere subito. Giro palla dunque con Cenedese. Adesso la palla in avanti per Nicoletti, disturbata da Orru. Triplo cambio da parte di Giorgi. Di nuovo dentro Virdis, Pellegrini e Aresu. Proprio quest'ultima col pallone tra i piedi. È pronto invece a fare un cambio Guarino.
Pellegrini, fermata. Nicoletti. Si allunga troppo ancora Nicoletti. Adesso altro cambio Cagliari, a cambio anche Bitonto. Dentro Chiara Dessì per il Cagliari, è tornata dentro invece Brunigna per il Bitonto. Pellegrini perde il pallone, buon reingresso di Brunigna. Cenedese ragiona, gioca con Ghilardi, vuole andare in avanti, ecco la Brunigna, va via così, che giocata Brunigna! Riesce a metterci anche la punta, alla fine sarà rimessa dal fondo, bella però la giocata di Brunigna. È tornata dentro Diana Santos. Uscita Grieco, occhio il Bitonto con Ghilardi da Cenedese. Cenedese aspetta troppo, poi mette in mezzo e non trova nessuna. Ci ha pensato secondo me troppo fino all'ultimo se effettivamente tirare. All'ultimo lo spazio non ce l'ha più. Chance Bitonto per il 3-0 che non è arrivato. Dessì in avanti, 1-2 che si chiude. Dessì in qualche modo prova a calciare, difficile coordinarsi al meglio, pallone fuori di poco, però il Cagliari c'è in campo. Ancora Diana Santos, poi Ghilardi, Cenedese, lo scatto di Brunigna, vista, lob per lei, Pellegrini quasi gliela riconsegna, alla fine ha commesso fallo di mano involontario, però braccio largo e soprattutto braccio che ha interferito a quel punto su una buona occasione, quella che sarebbe stata una buona occasione per Brunigna. Calcio di punizione, Diana Santos sul pallone, occhio a chi si muove. In barriera soltanto Dessì. Ghilardi, scelta lei. Virdis è lei in opposizione, è lei che ancora deve aiutare a difendere Dessì proprio da quella parte. Alla fine il retropassaggio per Lilla Torma. Scappa via intanto Virdis. Duello perso alla fine, buon recupero di Ghilardi che elude anche la scivolata di Virdis. E Bitonto che può ancora ragionare. Diana Santos incontro Brunigna, più sicura come scelta Cenedese. Poi Cenedese si complica la vita, alla fine ha commesso fallo. 8 minuti e 30 ancora di primo tempo. Secondo fallo commesso dal Bitonto, a 1 invece il Cagliari, 0-2 il punteggio finora, fino a qui con Palaconia. 1-2 Virdis, Pellegrini, la sposta, tiro deviato sul nascere, lavoro facile per Torma. Diana Santos, Cenedese, ancora solita suola. Ghilardi si libera Diana Santos, Ghilardi guarda invece al centro, la Cenedese che non riesce nel controllo, neanche facilissimo. Il Cagliari prova a riattaccare con Cerbone, tornata a posizionarsi là davanti, il primo pallone per lei, un po' lungo. Fuori Ghilardi, dentro di nuovo Lusileia. Chiusura di Aresu in anticipo su Lusileia, non si è fidata la numero 8 che avrebbe potuto anche tentare il controllo, non si è fidata. Un po' lento questo pallone.
Adesso è arrivato a Cenedese. E alla fine è troppo lenta anche la battuta. Il pallone passa al Cagliari. Virdis. In avanti Aresu non trova Cerbone, che si sta muovendo tanto. Fisicamente soffre le avversarie. Altro cambio Cagliari. Continue rotazioni. Nuovo spazio a Furno. Virdis a proteggere. Furno non può darle una mano. Alla fine Virdis però completa l'opera. Guadagna la rimessa dal fondo. Lungo Ricottini. Cenedese cerca il controllo col rischio. Alla fine però la meglio in mezzo a due. Lussileia. Brunigna, vediamo se inventano contro uno. Brunigna, dove va finta, capisce tutto Virdis che strappa gli applausi proprio sotto lo spicchio del palazzo, dove solitamente vanno proprio le sue conoscenti, di tutte le sue compagne, amiche, familiari, tutte le persone vicine, insomma. Pellegrini intanto dall'altra parte, una bella idea per Cerbone, per pochissimo, palla non precisa. Diana Santos. Cenedese è entrata molto bene in partita, infatti non l'ha più tolta Guarino. Lussileia, arriva proprio Cenedese, la palla per lei, va a passare, primo dribbling riuscito, il secondo no. Giorgi dice calma a una delle sue giocatrici. Però lui il primo non calmissimo, ci sono cose che non gli stanno piacendo. Mendes invece agguerrita, prima recupera la palla, poi guadagna la punizione. Paverani indica il punto ed è arrivato anche il giallo. Prima munizione della partita, moneta Cenedese. Time out prima della punizione. Era subito entrata Grieco per Cenedese. Ne possono approfittare le rossoblù per decidere come sfruttare la punizione. Dall'altra parte come difendere, ma anche magari qualche altra correzione tattica nella panchina del Bitonto. E poi anche un avviso che ci sono ancora 6 minuti e 22 secondi da giocare. I falli commessi sono 3. Sorrisi invece tra i due arbitri, che finora non hanno avuto a che fare con una partita complicata da gestire. Direi che anche nella gestione dei cartellini pochi dubbi fino a qua. Una volta che vedi il fallo, il giallo è giusto in quest'ultima situazione, il fallo subito da Felipe Mendes. Partita molto corretta fino a qui. Cortile di movimento, se la gioca così il Cagliari. Che riprende a giocare ora con Aresu. Virdis. Furno, ancora da Virdis. Mendes dietro, Pellegrini, deviazione, arriva Furno, fuori. Ottima chance per il Cagliari, ottima chance per Furno, che partita un pizzico in ritardo, non è andata subito aggressiva su quella palla e poi secondo me è rimasta anche indecisa su come calciare, alla fine ha svirgolato, palla molto fuori. Nicoletti, Grieco, continuano i cambi anche di Guarino. Cerbone, Virdis prova a passare, recupero determinante di Nicoletti che poi elude così l'avversario, la riconsegna però a Mendes. Virdis, finta, ancora Virdis, un tiro il suo, non cerca il cuore dell'area, guadagna così un angolo. Ancora una volta però molto attenta Lilla Torma.
E di nuovo portiere di movimento, non ha nulla da perdere il Cagliari. Virdis, o almeno non ha nulla da perdere per quelli che sono i valori sulla carta delle squadre, ma anche per una situazione di classifica che vede il Cagliari molto tranquillo, a parte la fanalita conquistata, il più 12 all'ultimo posto, l'unico che va alla retrocessione, rende tranquilli. Adesso invece il brivido per un secondo per il Cagliari, e invece è arrivato il quarto fallo commesso dal Bitonto, e questo può essere il tema naturalmente. Il Cagliari dovrà provare a conquistare un calcio di punizione, a conquistare un tiro libero. Ne servono ancora 2. Però ci sono 5 minuti. Pellegrini. Ancora Pellegrini, che rischio stavolta. Lussileia stava per farcela senza fare fallo. Pellegrini obbligata a rifugiarsi al lato. Per la seconda volta la pressione di Lussileia mette fin troppo in difficoltà il Cagliari. Grieco, può scappare via Brunigna, alla fine incontro numero 11, Lussileia di fronte a lei. Furno voleva forse l'1-2 con Brunigna e non si chiude, ma per un tocco rosso-blu, e dunque ancora attacco Bitonto. Direttamente verso la porta, coi piedi Ricottini. Lussileia troppo libera di calciare, però ha colpito male. Errore suo nel tiro, errore dalla difesa del Cagliari per lasciarle così tanto spazio. Pellegrini invece prova a scappare via anche di forza, destro insidioso ancora una volta, però attenta Torma. 4 minuti e 15 secondi. Cagliari l'attacco almeno per dimezzare lo svantaggio prima della fine del primo tempo, e Pellegrini ha lisciato questa volta situazione inversa. Stavolta le colpe sono del Bitonto di aver lasciato Pellegrini calciare fin troppo disturbata. Ha sbagliato poi a sua volta Pellegrini, che ha ciccato in pieno. Coquito appena rientrata, subito difende la palla, vuole uscire da quell'angolo senza concedere niente, gioca col pallone, gioca con la suola, anche col fisico. Adesso il duello con Brunigna davanti agli occhi di Paverani, che alla fine non indica alcun fallo, tutto buono fisicamente il duello tra le due. Semplice rimessa a Cagliari. Ricottini lungo da Aresu, Torma alla fine trattenuta col braccio da Aresu. Per questo il fischio di Antonella manca. Brunigna, Lussileia, suola, non arriva Nicoletti, c'è Virdis che però è sola, allora 1 contro 1. Virdis in mezzo a 3 maglie bianche, alla fine alla peggio. Lussileia prende un po' di spazio, Lussileia fare quello che vuole, Lussileia vuole la precisione, Ricottini col piede e poi anche con le mani, doppio intervento di Ricottini. Bitonto che vuole giocare subito, secondo palo, Brunigna di precisione, poi ancora Brunigna col palleggio, nuovo duello con Coquito che si lamenta perché vorrebbe il fallo ma si gioca. Virdis, si fa sentire anche il pubblico, Virdis non trova la porta, cambia da una parte all'altra, momento caotico almeno nelle posizioni in campo.
Tre occasioni importanti per Bitonto per fare 3-0. Poi un'occasione per Virdis che però non ha trovato la porta. Si resta 2-0 dunque. Ghilardi ritrova a campo Cenedese che gioca da Nicoletti. Poi Ghilardi, Cenedese, a destra c'è Greco, la palla è per lei. Grieco, Urru controlla avversario e palla. Urru che ha appena ritrovato posto dentro e adesso va a sistemarsi in attacco. Un ruolo di pivot. Coquito, poco più di 2 minuti all'intervallo. Ancora Coquito, poi Virdis, palla rimpallata che favorisce però ancora il rosso-blu. Non questa volta, allora Cenedese subito da Grieco col mancino sul fondo. Cenedese che adesso dice calma, la voleva sicuramente indietro al rimorchio per chiudere 1-2, anche perché a quel punto Cenedese avrebbe avuto tutto lo spazio del mondo per andare in porta. È arrivato in allungo invece Grieco e ha provato la soluzione verso la porta. Altro pallone perso dal Cagliari. Ghilardi, uno sguardo in avanti, non c'è spazio, lo scarico intelligente per Nicoletti. Torma, Nicoletti, Cenedese, Ghilardi, torna giù Nicoletti che cerca il dribbling, anche il rimpallo che quasi la favoriva, alla fine ha recuperato il Cagliari. Urru, ultimo giro d'orologio, vediamo se scorrerà senza interruzioni. Virdis, la finta di Coquito per guadagnare qualche voce del pubblico. Urru, Aresu, sale il Cagliari. Coquito voleva andare centralmente, di griglia i denti, è obbligato a giocare corto. Virdis la prova a mettere in mezzo, comunque rimessa a Cagliari. 24 secondi con la porta lì vicino, praticamente un'azione da basket. Partecipa per questo anche Ricottini. Coquito cerca la porta, per poco non la trova. Dice calma Guarino, nonostante il brivido la sua squadra ha gestito bene questa difesa, non ha concesso al Cagliari spazio avanti e per questo Coquito alla fine si sente il dovere di provarci dalla distanza, anche se lei ce l'ha con la soluzione, quest'anno già più volte ce l'ha fatto vedere. Intanto fine primo tempo al Palaconia è avanti Bitonto 2-0, la sbloccata Brunigna, poi un autogol per il raddoppio, per il punteggio che sta decidendo fino a qui una sfida corretta, una sfida divertente che ci auguriamo che sia così anche nel secondo tempo, lo scopriremo insieme tra poco.
Di nuovo live dal Palaconia di Cagliari, dove sta per cominciare il secondo tempo di Cagliari-Bitonto, 11ª giornata, l'ultima d'andata della Serie A femminile di futsal. Un primo tempo giocato meglio dal Bitonto, che meritatamente avanti 2-0. Brunigna l'ha sbloccata poi l'autogol del rossoblu nel momento in cui la squadra di Moreno Giorgi aveva messo forse più in difficoltà la squadra di Cataldo Guarino. Nel complesso una sfida corretta, un solo giallo, quello estratto in sfavore di Carolina Cenedese per un fallo che ha bloccato la ripartenza di Filippa Mendes. E un Cagliari comunque sorride l'anno nuovo grazie ai risultati del finale 2025, grazie a una Final 8 conquistata con una giornata d'anticipo, portando a casa il primo obiettivo stagionale del rossoblu, quello che l'anno scorso non erano riuscite invece a conseguire. Un Bitonto che in un campionato in cui è la squadra migliore, diciamo tra virgolette, di quelle normali, là davanti in Roma e CMB corrono. CMB che sta vincendo in questo momento 3-0 in casa della Lazio, Roma che invece sta pareggiando in casa di Altamura. L'unico risultato già deciso della giornata è la vittoria di Molfetta, che ha lasciato così da solo l'ultimo posto Montesilvano a un punto. Negli altri campi poi Falconara sta vincendo in casa del kick-off, così abbiamo tutto il quadro. Dimenticavo Tiki-Taka avanti, Tiki-Taka sull'1-1 con l'Audace Verona. Ci siamo allora, sta per cominciare il secondo tempo per Bitonto, che toccheremo un pallone, Lucilea sul pallone, Ghilardi, Brunigna e poi Nicoletti, non Diana Santos come nel primo tempo. Importa naturalmente Torma, dall'altra parte Pellegrini, va cominciato dietro invece, fuori scusate, nel primo tempo. Cambio in porta con Carboni-Tonga, poi Aresu e Coquito. Intanto subito Carboni-Tonga si deve distendere per salvare le sue compagne. Coquito prende un fallo. Pellegrini, destro, la alza Torma in angolo. È iniziata così la ripresa, subito viva. Paverani cosa ha fischiato però? Il primo fallo di Bitonto. Virdis, l'unica che non aveva ancora citato per il Cagliari. Virdis ha accompagnato l'azione di Pellegrini. Virdis che alla fine deve accontentarsi della rimessa laterale, l'ha convinta fosse angolo. Carboni-Tonga cerca la porta, Nicoletti tocca, angolo Cagliari, questa volta sì. Viene incontro Coquito, la prova a mettere in mezzo di prima, l'ultimo tocco sempre di Bitonto, sorride l'arbitro 1, Antonella Manca, che per sbaglio la stava tenendo in campo con il tocco. Arbitro 2 invece Luca Paverani, Francesco Balistreri invece cronometrista, così per rinominare tutti i protagonisti della partita. Coquito, Pellegrini, prova di prima, ancora rimessa, senza troppa convinzione questa volta Pellegrini. 1-2 che non si chiude, la chiusura di Nicoletti, un po' in difficoltà Ghilardi, che gestisce bene. Brunigna, Lucilea, ancora Ghilardi da destra a sinistra, la rimessa del Bitonto. Pellegrini intanto viene subito chiusa, Bitonto può giocare con Ghilardi, poi Brunigna. La palla alla fine è tornata ancora la numero 11 verso Nicoletti, un po' lunga, o quantomeno una palla che ha preso in controtempo Nicoletti. Il Cagliari può ragionare. Coquito, buono l'aggancio, Coquito, buona la porta, la cerca e non la trova, per poco ancora. Buono schema del Cagliari, in tre tocchi ha liberato Coquito.
Questo è uno schema preparato, l'ha voluto in questo momento Giorgi, che adesso scuote le braccia, come per dire questa è un'occasione da sfruttare. Lì la porta andava trovata, braccia conserte, invece nell'altra panchina Guarino qualche indicazione. La squadra sta comunque facendo un buon lavoro. Ghilardi, Lussileia, Nicoletti, ancora Lussileia, viene fuori Pellegrini, quantomeno a dar fastidio. Si propone a destra Ghilardi, alla fine la palla è per lui, per lei. Lussileia, Bronigna si gira, la palla resta lì, Virdis tocca per Pellegrini, Pellegrini vince il contrasto, c'è spazio per il Cagliari adesso, dall'altra parte Cocchito, l'idea è per lei, Pellegrini che deve inseguire, prova a metterla in mezzo, Cocchito c'era, con la coda l'ha toccata questa palla Cocchito, alta di pochissimo. Vicinissimo all'1-1 il Cagliari, all'1-2. Bello intanto l'inserimento di Ghilardi in anticipo su Cocchito, da 2 passi non ha trovato la porta. Pronto un cambio del Bitonto. Pellegrini, Cocchito, non si chiude lo scambio, tipo il fischio di Paverani, ne approfitta per fare i cambi. Bitonto che inserisce Cenedese tra le migliori della sua squadra nel primo tempo, dentro anche Grieco. Lussileia, Cenedese lì vicino, dietro Nicoletti. Ora è Grieco che si avvicina, rischia un po' Nicoletti, Grieco alla fine non la tocca, il Cagliari può attaccare. Cocchito, ancora col mancino, questa volta ha murato subito, poi Virdis a cercare Aresu, non trovata, spazio Lussileia che voleva ma non è riuscita a non trovare Cenedese. Cambia anche del Cagliari, fuori Cocchito, dentro Mendes, palla invece adesso ad Aresu. Pellegrini, controllo non riuscito su una palla comunque scomoda. Torma, Lussileia, mancino, Carmoni Tonga, buon intervento con la gamba sinistra. Palla poi letta dal Cagliari che va andare 2 contro 2. Pellegrini e Mendes, Pellegrini vuole fare tutto lei, ancora una volta il Cagliari si fa pericoloso in ripartenza ma sta mancando precisione. Sono però questi avvisi importanti. Bitonto al punteggio dalla sua, a tratti controlla molto bene ma a tratti anche si sta permettendo qualche leggerezza di troppo, e questa non è ancora una partita chiusa. Lussileia, Cenedese, va col mancino, la deviazione di Virdis. Il Cagliari è entrata nell'ultimo minuto Furno e sta per rientrare anche Svevauru. Grieco al volo, il prima intenzione, controbalzo, la palla si è alzata tanto.
entrata nel mentre Orru è uscita Pellegrini, colloquio con Giorgi, forse non contento degli ultimi due contropiedi come gestiti. Furno invece non trova spazio, la palla però è ancora sua. Furno, Carboni-Tonga, Orru ci prova di prima, ultimo tocco di Grieco, no, secondo Poverani, no, secondo manca, qualche dubbio stavolta mi rimane, c'è da dire che nessuno ha protestato. Lusileia stavolta va col mancino, l'ha toccata Carboni-Tonga, anche stavolta nessuno dice nulla, Cenedese è convinta che sia angolo e alla fine anche manca, segna l'angolo, ma in effetti si era vista la deviazione sull'intervento di Tonga su una palla non forte, quella calciata da Lusileia, ma insidiosa perché è angolata. Ancora Lusileia intanto che si gira, Lusileia nuova finta, Lusileia toccata, calcio di punizione e giallo per Filipa Mendes. Seconda moneta della partita, la prima nel Cagliari, l'altra moneta è Cenedese. Giocata di fino di Lusileia proprio al limite dell'area di rigore, lei stava entrando ma il contrasto si è visto bene, è venuto fuori dall'area. Ha tutte le scelte possibili Lusileia, schema, passaggio, oppure può provare ad andare verso la porta, che trova così tra Virdis e Carboni. Il pallone è passato, 3-0 Bitonto e quando mancano 14 minuti poteva aver chiuso i giochi. I cambi dunque di Guarino, fuori proprio Lusileia che ha giocato molto per la squadra, ha cercato poco la porta, appena scelto di divertirsi, prima due buoni dribbling con punizione conquistata. In quel punto avrà detto da lì io calcio, anche perché la punizione l'ho conquistata io, mi ha fatto bene. Prova a rispondere subito il Cagliari. Giorgi manda Virdis a battere. Furno lì, vediamo come si librano con Carboni-Tonga che partecipa, rischia un po', alla fine calcia come può, è diventato un assist per Orru, si è opposta alla grande Torma di posizione, di presenza per quella che è stata votata la miglior giocatrice ungherese del 2025. Altra buona occasione Cagliari, stavolta con Mendes al volo, il lancio lungo per Ghilardi, Furno con la spalla. Poi per evitare il rischio allontana, mi prepara il doppio cambio Giorgi con Cerbone e Pellegrini pronta a entrare. Furno, altro buon tocco, buon anticipo. Ghilardi invece, duello con Mendes, si immola Mendes e chiude per permettere ai suoi compagni di recuperare. Con i cambi Giorgi saranno 3 alla fine, però aspettano ancora un momento. È giunta Cuchito, le giocatrici lì in piedi. Furno, quasi anticipo, c'è ancora però Brunigna. Brunigna non la gira, o almeno la palla non è passata. Poi però Bitonto ringrazia l'incispicare di Filipa Mendes. Ghilardi, mancino forte. Forza sì, precisione no. Semplice rimessa al fondo. Adesso i cambi. Dentro subito Cerbone, dentro anche Pellegrini. Pochito deve ancora aspettare. Cerbone non riesce ad eludere la marcatura. Torna da Ghilardi. Grieco. Brunigna, ancora Pellegrini, duello vinto, sono in 3 addirittura per il Cagliari, scelta Mendes che poi vuole andare da Furno,
o da Furno Pellegrini non trova nessuna. Furno però poi se la ritrova lì, forse con un pizzico di ritorno per Mendes, che la mette di prima. Ghilardi ha salvato. Per 2 volte però Cagliari ha avuto un ultimo contropiede, troppa incertezza poi nella scelta decisiva e a volte basta un attimo di perplessità per perdere l'occasione, come abbiamo visto. Poi Furno stavolta ha cercato la conclusione di prima, è mancata la precisione. Brunigna, altro buon pressing di Pellegrini, stavolta bene per Mendes. Filipa Mendes per la classica esultanza e poi per un abbraccio, una dedica speciale. 1-3 e adesso può lasciare però nel campo un po' più col sorriso. Torna dentro Coquito. Questa volta perfetta in entrambe le fasi Pellegrini, che ha vinto un altro duello fisico e poi ha giocato subito per Mendes. Ora occhio Coquito, altra chance. Coquito con deviazione, no, secondo manca, rimessa al fondo, però Bitonto troppo leggero negli ultimi minuti dal gol che sembrava potesse essere decisivo. Poi troppi errori, un altro stavolta commesso da Valenzano, che non ha iniziato benissimo il suo ritorno in campo con la maglia del Bitonto. Cenedese su Pellegrini, che ancora si fa pericolosa. Partita che però è chiaro ancora non è assolutamente finita, mancano meno di 12 minuti, ma c'è ancora tanto tempo e può ancora succedere di tutto, soprattutto se Bitonto perde concentrazione. Cenedese, Valenzano, ancora Cenedese, palla lunga, troppo per Valenzano, buona copertura di Furno, che per adesso lascia il campo, torna dentro Aresu. Cerbone col fisco, Ghilardi alla meglio, ritorna Cerbone a dar fastidio. Valenzano, Cenedese, Grieco, disturbata Cenedese, buon lavoro di Pellegrini, che poi si permette l'uso del dribbling. Non è una brutta idea, se non fosse che alla fine ha perso palla e poi ha avuto questa occasione il Bitonto. Angolo con Cenedese, occhio Grieco che fa il passo all'indietro, si coordina e Cerbone ad opporsi. Valenzano, Ghilardi ha visto una palla non proprio comoda e alla fine si è portata a casa una buona rimessa. Mantiene lì il Bitonto, vediamo chi viene incontro. Alla fine Cenedese col tacco non trova Ghilardi. 10:30 ancora da giocare. Carboni Tonga, Pellegrini non trova Dessé, tornata dentro, una parentesi nel primo tempo abbastanza positiva, soprattutto nell'atteggiamento da parte della numero 26. Questa volta non è riuscita per poco ad arrivare sul pallone, adesso è lì a pressare insieme alle sue compagne. Invece il Bitonto la fa girare. Chiusura di Aresu.
Ancora qualche secondo sta già contando, manca, bisogna battere in fretta, a rischio, e per la seconda volta oggi Cenedezze spreca così una rimessa. Mentre si rialza un po' a fatica Pellegrini, tutto a posto per lei però, per sicurezza Giorgi le dà un secondo di respiro, torna dentro Virdis, è tornata invece dentro Lusileia per Bitonto, dentro di nuovo anche Nicoletti, Carboni Tonga in avanti ancora, palla direttamente alla sua collega avversaria Lilla Torma. Ghilardi, l'avventura sulla sinistra, torna ancora sul mancino, Coquito chiude e poi ruggisce così, anche per richiamare le sue compagne, a dirle non è finita, ci sono 2 minuti e mezzo ancora per crederci, per provare a iniziare l'anno con quello che sarebbe almeno un pareggio, non positivo di più. Bella girata di Ghilardi con trattenuta rischiosa, al limite veramente intervento del Cagliari in difesa davanti agli occhi di Manca, che ha giudicato regolare, poi il sinistro di Coquito, unico episodio più dubbio della partita fino a qui, che andrebbe rivisto meglio, perché la trattenuta c'è, è evidente come sta tirata la maglia, e anche abbastanza. Ha rischiato sicuramente il Cagliari. Virdis, Nicoletti, Ghilardi, dall'altra parte c'è Lusileia, non trovata, stavolta il fallo c'è di Coquito e arriva il giallo. Stavolta nulla da dire, il fallo si è visto, anche il giallo è giusto. Fallo che interrompe un'azione importante. Tra l'altro fallo commesso quando Coquito neanche poteva toccarlo il pallone. Ghilardi. In corsa lunga per lei, occhio allo schema. È un tiro forte alla fine, Carboni coi piedi. Coquito quasi la perde, alla fine l'ha tenuta lì vicino a sé. Invece Virdis l'ha persa. Brunigna, Ghilardi, stavolta col destro, che è meno preciso del mancino, e palla direttamente sul fondo. Fuori misura la palla per Dessì, molto isolata adesso la 26 del Cagliari. Momento di pressione del Bitonto per ricacciare anche la fiducia che è salita nel Cagliari negli ultimi minuti. È di nuovo importante segnare per la squadra di Guarino, dopo aver vissuto per qualche azione, non so se è un'illusione, magari comunque la tranquillità di avere la sfida in pugno, e sicuramente sui binari giusti ancora, su questo non c'è dubbio, però non si può parlare di giochi chiusi qui alla Palaconia. Lusileia, Brunigna, ancora Lusileia che ragiona, si affida a Brunigna, palla che è uscita alla fine. Il possesso del Bitonto. Brunigna chiaramente non è felice perché ormai era passata, si era girata, tra l'altro era proprio lì, ma anche insomma immagino che da lì non ci possano essere dubbi. Vedi se la palla uscita del tutto.
dalla mia postazione invece era più difficile perché erano in due lì a coprire la visuale pulita sul pallone. Grieco, Virdis a dar fastidio, la palla in avanti alla fine per Lusileia che tiene posizione, bella questa sola per Brunigna, Carboni, ottimo riflesso, ancora bene con le gambe, poi Brunigna ci riprova e l'ultima a toccare è stata però decisiva Filippo Mendes perché ha sporcato quel tanto che è bastato il pallone. Aresu, Virdis, Mendes prova a liberarsi Pellegrini, si va a vedere al lato, adesso la palla è per lei. Allora in avanti ci va Filippo Mendes, ragione invece a Pellegrini. Aresu, Virdis, ancora Aresu, legge Nicoletti che non riesce però ad agganciare, il possesso è ancora del Cagliari. 6 minuti e 59 secondi ancora, sale anche Carboni, ecco la palla per lei che poi però questa volta non ha voluto rischiare col possesso. Alla fine ha regalato palla al Bitonto che ringrazia provando a costruire, ad attaccare con la sua capitana, con Lusileia. Lusileia ancora, stavolta la perde, poi non la tiene più, allora Pellegrini, chance per lei, Pellegrini fino in fondo, la traversa, poi Virdis, ancora azione Cagliari, Pellegrini sul secondo palo, Virdis però ne ha 2 contro, non riesce. Grieco, Lusileia dall'altra parte, la lettura di Aresu. Aspetta questa volta Nicoletti per far respirare le sue compagne, per ritrovare ordine dopo aver subito un bel brivido. Time out chiamato da Bitonto, poteva accendersi definitivamente il finale qui al Palaconia. Traversa piena colpita da Pellegrini, non credo, non mi è sembrato l'abbia toccata Torma. Il Cagliari ha motivo per crederci, ha motivo per attaccare fino alla fine. Una grande Pellegrini dal punto di vista fisico, a tratti straripante per le giocatrici del Bitonto. Un pizzico di sfortuna, un pizzico di scelte sbagliate, quando un po' storce il naso davanti a quella che per certi versi però è veramente un'ottima prestazione di Pellegrini, che pian piano nella stagione sta crescendo come importanza per la squadra, come prestazioni per la squadra. Certo che dall'altra parte c'è un episodio ancora che andrebbe rivisto, la trattenuta di maglia in area di rigore giudicata entro il limite del regolamento dagli arbitri. Sicuramente l'episodio in cui è difficile sbilanciarsi se decisione giusta, decisione sbagliata, senza poterlo rivedere bene. L'unica chiamata, diciamo, difficile qua dalla postazione di tutta la partita. Gilardi intanto, Carboni la tocca, la mette in angolo, Bitonto vuole chiudere i giochi, ha capito che non può limitarsi a contenere. Furno però bene con la testa, c'è del contropiede, Pellegrini cerca il dribbling, Grieco rimedia, adesso è cambiato tutto dall'altra parte, tanto spazio per Brunigna che aspetta il ritorno di Grieco, non trovata, Virdis se la cava e adesso prova a rilanciarsi, la palla è uscita. In 3 contro 1 ancora una volta il Cagliari spreca il contropiede. Lusileia, Brunigna, palla sul fondo, ultimo tocco della 11 del Bitonto. Furno che ha acceso proprio l'ultimo contropiede con quella spizzata di testa, poi si era lanciata all'attacco anche lei, non servita al centro, adesso invece deve tornare a difendere perché Brunigna il pallone, vuole subito la porta, non la trova. Di nuovo dentro Cerbone, uscita Virdis che non so di cosa si sia lamentata adesso, si stia ancora lamentando con il suo tecnico. A proposito di giocatrici cresciute già dall'anno scorso, anche quest'anno dopo partita in casa Cagliari, la capitana, la numero 11, Alice Virdis. Furno, buon recupero, poi Furno a sinistra per Mendes, un po' di spazio, arriva Grieco, Mendes da Furno, la chiusura di Brunigna che quasi colpisce Balistreri.
Attacca il Cagliari. Partecipa anche Carboni Tonga, questa volta ragiona con lo stop, va di forza, per poco non trova la porta. Ghilardi si avventura al centro, rischia Pellegrini e Cerbone tocca. Ancora possesso Bitonto che sceglie di correre questo rischio continuo, non affrontare uno contro uno anche l'ultima difendente. Lucileia voleva il fallo, non fischiato. Pellegrini, passa Pellegrini, ancora suola Pellegrini sul pallone Lucileia, allora si gioca, allora riparte Bitonto con uno spazio, Cenedese, arriva Ghilardi, la palla è per lei, stop, Mancino sul fondo di un niente e si resta 1-3, 4 minuti e 20 ancora cambi Cagliari, Cucchito a ruggire là davanti. La toccata Cucchito, alla fine la lascia scorrere. Il Bitonto è di nuovo in avanti con Lucileia. La fa passare tra le gambe di Furno, Lucileia, Carboni ha alzato le braccia, ha alzato il muro e ha salvato il Cagliari dal 4-1. Bella giocata, lo scambio più bello riuscito al Bitonto in tutta la partita. Ancora nel mezzo Lucileia quando c'è raffinatezza. Stavolta però non ha segnato, poi Tonga quasi dimentica il pallone che è rimasto in campo. Giocata in avanti da Verdis, Lucileia la tocca, la tiene in campo Grieco, Bitonto che attacca, arriva subito Ghilardi a sinistra, prova a prendersi il centro Grieco, Furno dice di no e il Cagliari gioca. Cucchito, 3,5, Verdis. Non c'è compagna, si è confusa Viris che secondo me ha intravisto Arezu che si è alzata in piedi senza pettina perché sta mettendo la maglia da portiere. Può attaccare allora il Bitonto, scegliendo la palla per la appena entrata di Vincenzo. Di nuovo Alexandra Di Vincenzo, Ghilardi. L'ultimo tocco non è di Furno, a quanto pare, l'ultimo di Vincenzo, ma tutto fermo. Prima il timeout del Cagliari, poi si riprende a giocare. Risistemano le squadre, i due allenatori. Cagliari che dovrebbe essere pronto ad andare con il portiere in movimento. 3 minuti per fare 2 gol. Dall'altra parte il momento della tensione, della concentrazione, della gestione anche dei palloni. Bitonto che ha subito, sì, però anche sprecato tanto negli ultimi minuti là davanti. Detto questo, partita in cui i portieri sono stati protagonisti, soprattutto per il Cagliari nella ripresa Carboni Tonga, l'ultima parata di riflesso, alzato le braccia in un nulla, coprendo tutto lo specchio possibile, evitando il colpo del KO. Dall'altra parte invece Lilla Torma non è stata chiamata agli interventi diciamo miracolosi, però sempre coperto molto bene la porta, ha sempre dato molta sicurezza alle sue compagne. Tre giocatrici in movimento, invece tanta imprecisione davanti alla porta oggi. Riprende ora il gioco con Mendes dentro, trazione anteriore naturalmente il Cagliari, anche se Pellegrini respira per un po'. Un accadimento di portiere in movimento, vedremo se arriverà presto a quel momento. Meno di 3 minuti, 2 gol di vantaggio che il Bitonto deve difendere per assicurarsi la terza posizione in classifica. Adesso portiere in movimento, adesso dentro Pellegrini per Furno. Adesso sì che è trazione anteriore il Cagliari, adesso sì che Bitonto deve stringere, deve difendere.
Suola per Coquito, prova a mettere in mezzo, deviazione, Mendes, evitare possibile tiro, una possibile ripartenza da parte di Bitonto, ma in questo momento Cagliari importa ancora Resu. Allora è ancora occasione buona per Bitonto, che può anche ragionare. Guarino, Grieco, la pressione di Pellegrini, la palla poi lunga troppo per Grieco, rischio calcolato, rischio diciamo ben corso dal Cagliari, e adesso Giorgi dice su ad Aresu. Lettura di Cenedese, poi di Vincenzo che voleva calciare di prima, ha ciccato, alla fine il rimpallo favorisce il Cagliari. Ultimi 2 minuti. Mendes, Cenedese ci mette la faccia, fa guadagnare qualche secondo un Bitonto che adesso è arretrato a difendere. Arriva Mendes e ragiona, però non c'è molto tempo, il Cagliari deve fare 2 gol per pareggiare. Allora almeno il primo va trovato di fretta. Virdis cerca dalla distanza, Torma invece con la porta vuota ma non con precisione. Virdis, Mendes protegge la rimessa al fondo, deve dunque arretrare Resu, anzi no, Bonitonga. Pellegrini dice alle sue compagne di salire, la fa scorrere Virdis, poi per troppo lunga. 75 secondi alla fine. Grieco, Pellegrini in qualche modo, e poi anche a recuperare 2 volte Pellegrini, vince anche il terzo rimpallo. Mendes, Coquito, Cenedese la vuole quantomeno tenere lì. Mendes, palla persa, allora il Bitonto può fare quello che vuole. 45 secondi, meno di 45 secondi, 2 gol di vantaggio e la firma quasi sui 3 punti, sulla vittoria, la prima del 2026. Meno di 30 secondi e adesso fa quello che più serve per il Bitonto, ovvero non perdere palla. Poi invece l'ha persa proprio mentre lo stavo dicendo. 24 secondi allora. Per chiudere la testa alta il Cagliari. Bonitonga è arretrato subito. Se fosse rimasto in un secondo in più avrebbe potuto anche cercare di andare sul pallone, di andare verso la porta. Comunque ancora possesso Cagliari. Il fischio di Paverani per risistemare il pallone, portato troppo avanti dalla capitana del Cagliari. Coquito, Suola di prima in mezzo, Torma in calcio d'angolo. (17 secondi alla fine). Il Cagliari spreca così questo calcio d'angolo, ritardando troppo la battuta. Cenedese, palla avanti, intervento di Filippa Mendes, va bene anche questo al Bitonto, che alla fine ha sudato più del previsto per come si era messa la partita, ma a 10 secondi alla fine la sta portando a casa comunque con un +2, con un buon 3-1, una trasferta alla vigilia chiamata insidiosa sia per l'avversario comunque che si è ritrovato davanti, uno che non aveva nulla da perdere, sia per poi l'abitudine anche a prendere il volo. In trasferte isolate sono sempre abbastanza scomode per chi non è abituato a farle. Adesso però, proprio all'ultimo, Grieco non trova il 4-1, ma il Bitonto chiude la trasferta sarda con 3 punti, la vittoria al Palaconia. Il Bitonto si è imposto 3-1
2-0 per il primo tempo con l'autogol e il gol di Brunigna che ha aperto le marcature. Nella ripresa prima Lusileia aveva in qualche modo dato l'idea che i giochi fossero chiusi, poi il gol di Filippa Mendes invece ha mantenuto tutto aperto alla fine. Sorride Bitonto, ma sorride anche Cagliari che sì, inizia il 2023 con la sconfitta, ma lo fa con la certezza di essere nella Final 8 di Coppa Italia, e questo è già un risultato importante per una società che dall'anno scorso è in Serie A. Per il Bitonto invece continua l'inseguimento a distanza delle prime due di Roma e di CMB. È un Bitonto che però riabbraccia una protagonista della sua storica promozione in A, ovvero Valenzano, e che chiude la prima dell'anno con la vittoria. Grazie per averci seguito, grazie naturalmente ad Alberto Tosini che ha avuto cura delle immagini. Da Luigi Falqui è tutto, buona domenica.